all'epoca era purissimo, no? Parlava già del popolo veneto, del percorso che è stata l'antenato della risoluzione 44 che è stata votata nel novembre del 2012, il 28 novembre, e che poi ha portato il progetto di legge 342 che poi parlerà sempre Alessio, che è fermo da mesi e mesi in Consiglio regionale, che parla di indire il referendum, dove il popolo veneto viene chiamato per mettere sì o no a un quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica sovrana e indipendente, sì o no? Ne abbiamo diritto, come ha detto Piero Bortolini. Vi lascio a Alessio che vi spiega. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti poi in questo ambiente straordinariamente coinvolgente, perché si avverte la storia, la si vive e la si percepisce in ogni angolo, poi entrando con quel chiostro bellissimo, cosa veramente emozionante. Ringrazio ovviamente il sindaco che ci ha introdotto, che ci fa compagnia, ringrazio anche i rappresentanti dei movimenti politici, dei partiti che so essere presenti anche se non conosco personalmente, perché il confronto è la regola fondamentale per consentirci a tutti di migliorare e di trovare la strada giusta insieme. Noi desideriamo proprio questo. Ieri sera eravamo a Villafranca Padovana, avevamo invitato 6 sindaci, poi ci siamo trovati con 7 sindaci e ormai siamo abituati a utilizzare questo format, che è quello di incontrare i rappresentanti delle comunità locali senza chiedere loro, come è avvenuto col vostro sindaco, cosa pensa o cosa non pensa sul progetto dell'indipendenza, ma chiedere a loro una testimonianza della loro esperienza, appunto, di amministratori di una realtà che è la prima ad avvertire i segni di una pressione di ingiustizia, parlo di ingiustizia, di illegalità, parlo di illegalità, che viene dallo Stato. È una cosa che già a dire questo pare una bestemmia, invece è così: ingiustizia e illegalità che viene dallo Stato. I primi ad avvertirne il peso, la gravità, sono i primi cittadini, e con loro ovviamente tutti noi che viviamo quotidianamente l'affanno di uno Stato prevaricatore, di uno Stato che vive nella incostituzionalità, uno Stato che viola le leggi fondamentali, e noi supinamente, non so fino a quando, a tollerare queste vessazioni che ormai hanno superato ogni limite di accettabilità. Però, siccome l'indipendenza è una cosa seria, è un progetto positivo, è un progetto che non è contro nessuno, è un progetto costruito con una visione democratica, niente scorciatoie, in modo pacifico, niente facinorosi, col consenso della gente, se c'è, espresso in modi dovuti e formalmente. Al di fuori di queste 3 regole non c'è indipendenza veneta, ricordatelo bene. Se sentite qualcuno parlare male o urlare infamie o dire andiamo a sfondare la sede di Equitalia o a bruciare la bandiera italiana, non è indipendenza veneta, perché vedete, noi siamo orgogliosi e convinti che un progetto buono, un progetto positivo, un progetto carico di contenuti, non di fantasiose costruzioni, contenuti, non ha bisogno di per qualificarsi di parlare male degli altri, di dire delle sciocchezze perché conviene dirle. Poi ultimamente il movimento, anche dopo la sua riorganizzazione interna, ha trovato un grande dinamismo, usa frequentemente nelle sue figure più esposte dei coordinatori, dei rappresentanti delle varie aree, 3 parole: chiarezza, coerenza
e credibilità. Sono altre 3 regole, oltre a quelle che ho detto prima. Queste riguardano la visione anche organizzativa, il metodo, l'approccio che noi vogliamo dare nel contatto con la gente, nello spiegare il nostro progetto, perché vogliamo essere credibili. Vogliamo che la gente capisca che non ha a che fare con degli improvvisatori, con dei funamboli, con dei sognatori, con della gente scollegata dalla realtà. Ripeto, l'indipendenza è una cosa serissima, e proprio perché è serissima, lo ribadisco ancora perché sia ben chiaro, non è contro nessuno. Non è quindi contro la Costituzione, e lo spiegherò poi in modo, spero, sufficientemente chiaro e sintetico. Non è contro l'Italia, non è contro niente che non sia quello che ostacola il nostro percorso. Certo, non siamo francescani, anche se questo è un convento dei francescani scalzi. Non siamo francescani, non siamo disposti ad offrire l'altra guancia. Siamo disposti a discutere, questo sì. Siamo disposti e pronti a confrontarci, questo senz'altro. Ma abbiamo una visione determinata di quello che è l'obiettivo da perseguire. Determinata, chiara soprattutto, chiara dal punto di vista politico, chiara dal punto di vista giuridico interno e internazionale, come spiegherò poi, chiara dal punto di vista sociale, economico, fiscale. Voi lo sapete meglio di me, ciascuno di voi. Stiamo vivendo una situazione di emergenza che non ha precedenti se non nell'anteguerra. Quando c'era la fame, siamo arrivati alla fame ancora. C'è una certa resistenza, una forma di sopportazione perché abbiamo delle riserve che hanno fatto i nostri nonni o chi tra di noi ha qualche anno in più, ma i giovani non hanno niente, né davanti né dietro. Hanno il vuoto, hanno la disperazione taluno. La disperazione perché andare all'estero non è fare un viaggio di turismo, di vacanza, è una scelta obbligata dai facinorosi, quelli sì che rappresentano la conduzione politica che abbiamo subito fino ad oggi, che non siamo più disposti a subire. Io non voglio che i nostri giovani debbano in quantità ormai inaccettabili, in ultimi numeri parlano di oltre 13.000 ragazzi neolaureati con titolo di laurea, master addirittura, che parlano 3-4 lingue, che vanno a chiedere lavoro e gli dicono tutt'al più di fare l'impiegato, quello per sé intanto comincia a 600 euro al mese, è un'offesa. E quindi se ne migrano all'estero perché questo è uno stato nemico, ostile, che contrasta quelle che sono le legittime, sacrosante aspirazioni di uno che ha 23, 24, 26 anni. E questo è uno stato fallito. E non lo diciamo con gioia, lo diciamo con trepidazione e preoccupazione quando diciamo che è uno stato fallito. Però non dobbiamo neanche non dirla questa cosa durissima, perché non dobbiamo nasconderci la realtà. Io lo vedo anche nei casi professionali, è inutile girare attorno alla realtà. Di fronte a una situazione grave e come un ammalato, come una questione di natura legale, bisogna guardare le cose per come esse si prospettano davanti a noi. E il miglior approccio, non ce ne sono altri, non serve inveire, non serve lamentarsi, non serve fare il chiacchiericcio e nemmeno fare come gli aruspici a vedere cosa c'è dopo, perché molti si affidano al gioco, alla cabala, a cose che non hanno nulla a che fare con la nostra cultura. La realtà va guardata per quale essa è. E allora con questo spirito di realismo sano, non di idealismo vendicativo, perché non serve a nulla, viva Dio. Il realismo vendicativo non serve a nulla. Io devo essere realista per cogliere la realtà quale essa è e trovare in modo sapiente, razionale, intelligente l'alternativa adeguata. Questo è l'approccio culturale che noi vogliamo dare. Positività, realismo, concretezza. Certo, lo so benissimo che è difficile percorrere una strada fino ad oggi sconosciuta,
Una strada che ci hanno detto che non ha via d'uscita, impraticabile, illegittimo, la via di testa. Da Alice nel Paese delle Meraviglie mi hanno detto a me in diretta televisiva, i miei amici lo sanno, qualcuno che è qua, e il mattino dopo col cliente in tribunale dice: avvocato, ho sentito ieri sera in televisione che ha detto che è Alice nel Paese delle Meraviglie, ma se assente o prendiamo avanti su sta causa davanti al giudice che farà sentire un paio. Questa è la cosa. Quindi ci vuole forza anche morale per superare. Adesso voi sorridete e anch'io un po' ci sorrido, ma in quel momento è dura, è stata dura, e tanti altri momenti. Però vedete la forza di una visione, quella visione che, rispondendo a una giornalista dopo un'intervista, una giornalista anche molto aperta, attenta, disse: Molosi, lei mi ha suggestionato, ha detto, no? Non voglio dire convinto perché dice se no gongola troppo, ma mi ha suggestionato, mi ha aperto la testa. Ma non le sembra di essere un visionario? E io ho detto sì, forse ha ragione. Visionario nel senso francese del termine visionaire, che ha una visione, che ha un progetto, non che ha l'elaborazione fantasiosa di un qualcosa che non è realizzabile. Nel senso francese sì, nel senso italiano no. Questo è l'approccio che abbiamo noi. Oggi sono un po' stanco, però ve lo dico con gioia, perché credo nelle ultime 24 ore ho fatto 5 televisioni e una decina di testate di giornali, in diretta e in differita. Stasera allora i nostri giornali non ne parlano, però oggi, questo è il giornale di oggi, 19 marzo, no? Questo è Frankfurt Allgemeine Zeitung, è il primo giornale tedesco. Questo fa, mi dicono, 1 milione di copie, come Corriere e Repubblica messi insieme. Piero mi tieni la microfono. Nella terza pagina, questa qui, quindi è quella più lenta, c'è un articolo dedicato alle cose che io sto spiegando a voi, a Indipendenza Veneta, al libro Autodeterminazione, a quello che abbiamo fatto con la 342, con la 44, a quello che stiamo facendo, agli amici del comitato di plebiscito, a tutte le altre iniziative che finalmente, Lega compresa, lo diciamo anche se talvolta siamo stati e lo saremo ancora critici quando serve, ma facendo un po' l'attività del cuculo. Ma non importa, non c'è più antagonismo, ci sono azioni che si muovono su binari separati e distinti per una storia di provenienza diversa, per necessità attuali diverse, però non più conflittuali. Ognuno farà la sua recita, ma il pubblico, l'obiettivo è il medesimo. Questa cosa è venuta spontaneamente, pensate quanto bella è questa cosa. È un arricchimento per tutti. Vogliamo continuare su questa scia. Il giornalista era quasi stupito perché qualcuno ha sempre i pregiudizi. Ieri, tra le varie televisioni, ero con Sky TG24 in diretta da Giannino. No, quella anche dopo 10 minuti. Prima era Sky TG24 da Prato della Valle. E una giornalista improvvisata cosa dissi? E dice: ma lei molto ridendo ancora una volta, ce n'è ancora qualcuno che si è tarda a ridere, no? Dice: ma voi volete le repubblichette, volete che cosa volete? Io gli ho detto: vogliamo non convincere lei o chi è contrario all'indipendenza, vogliamo esercitare un atto di libertà e di democrazia. Ha qualcosa di contrario? Quali sono gli argomenti che si oppongono? Non ci sono argomenti. C'è qualcuno restio che si è fermato a dire un no preconcetto? E badate bene che non ha dimostrato di avere tesi rilevanti da opporre. Noi difendiamo chi non vuole l'indipendenza del Veneto, ma vorremmo che chi sceglie una cosa diversa da quella che vogliamo noi, che stiamo perseguendo noi, abbia quantomeno il rispetto e offrire, se li ha, degli argomenti validi per contrapporre alla nostra tesi la sua tesi. Questo è importantissimo. Pensate le cose come accadono. Questa intervista
al più grande giornale tedesco che c'è oggi, è nata perché un giornalista di sinistra, che si chiama, è del PD, di area PD, che scrive per il quotidiano Europa o Europa Online, che è anche cartaceo, che si chiama Guido Coltello, lo dicevo prima degli amici, che ho conosciuto un anno fa proprio in una televisione privata, era venuto per farmi a pezzi, perché ha detto lui, quando, dopo siamo diventati amici, quando ti ho incontrato avevo pregiudizio, ho detto qua me lo faccio, è un bravo giornalista. Alla fine della trasmissione siamo diventati amici e appena messa giù il microfono, è venuto a stringermi la mano e ho detto, caspita, avete degli argomenti che impressionano se uno si pone in modo libero nel confronto. E questo giornalista, dopo un anno, e dopo aver letto il mio libro Autodeterminazione, non so se ce n'è qualche copia fuori, si è ancora più convinto che quello che stiamo facendo è serio ed è preoccupato perché ha detto: a Roma si sono fatti fuori la Lega, mi dispiace per gli amici della Lega, ma così ha detto lui, non nel senso che pensano di aver ormai distrutto questo partito e quindi si stanno disinteressando di quello che accade nel Veneto. Errore clamoroso, ha detto. Qui ho percepito che siete partiti con una visione, con una progettualità, che voi andate a fare l'indipendenza a Roma non se ne accorgono neanche. E allora, preoccupato di questo, ha scritto un articolo su Europa Oggi 5 giorni fa e l'altro ieri mi ha chiesto se poteva dare il mio numero di telefono a questo giornalista von Jürgen Bremer del Frankfurter Main Zeitung, perché se devi sentirlo, che tu ne parlino anche gli altri. Ha preannunciato una conferenza stampa di altissimo profilo che non so se si realizzerà, ma non importa, a Roma, perché dice: voglio che capiscano gli argomenti che avete. Vedete, questo non è populismo, anche un altro giudizio frettoloso che ci veniva addossato, il populismo, no? Ce n'è qualcuno, a me dispiace dirlo, credo che l'azione di Grillo sia un'azione populista, rispettabile, perché in un momento di disperazione c'è anche chi va dai maghi, in un momento di difficoltà c'è gente che si suicida e c'è gente che va dal mago, ma anche in persone che consideravo intelligenti, che va a farsi le carte. Quindi c'è di tutto. Io non voglio appostare Grillo ai maghi, ci mancherebbe, ma una forma, diciamo, leggera di antagonismo per l'antagonismo. Noi non siamo antagonisti, non siamo anti-italiani, non siamo anticostituzionali, però il nostro diritto di esercitare la possibilità di diventare indipendenti, quello non ce lo può togliere nessuno. E vediamolo allora brevemente, perché ripeto sono anche un po' stanco, ma di darvi qualche elemento, quello che avevamo accennato anche, come diceva bene il sindaco, al Castello di Bevilacqua. Gli elementi più semplici, magari meno significativi, piacerebbe più trattare l'aspetto politico, ma l'aspetto giuridico a volte è quello che ci oppongono con una forma di presupponenza, di sicumera, non si può, l'articolo 5 della Costituzione d'Italia è una indivisibile. Io la Costituzione la conosco, anzi è stato l'esame di diritto costituzionale all'Università di Padova, fatto tra l'altro con uno dei più grandi costituzionalisti italiani, il professor Livio Paladin, non so se qualcuno l'ha conosciuto, docente alla facoltà di giurisprudenza di Padova, ma professore a Trieste a 21 anni e mezzo, presidente della Corte Costituzionale a 47, il primo e più giovane presidente della Corte Costituzionale, una mente giuridica, uno che mi ha fatto innamorare della Costituzione, la conosco benissimo, quindi se qualcuno vuole provocarmi o intercettare questo passaggio lo faccio volentieri. Ho lanciato anche in televisione i primi che dicevano, c'erano dei professori che dicevano: dice delle corbellerie, ok, diretta televisiva, tête a tête, non dice facciamo registrato, no, perché il registrato si può tagliare, la diretta è un'altra cosa, io ci metto la faccia e la mia professione, perché se un cliente vede che faccio lo scemo o che dico cose che non stanno in piedi, se ne può anche andare, ma tu se sei un docente universitario all'altezza del tuo ruolo ci metti la tua responsabilità accademica, non registrato, perché dice: sa, mi sono sbagliato, volevo correggere. No, la diretta senza rete, se il confronto deve essere da tutto caso. Allora,
Vedete, gli argomenti non ci sono delle teorie che possono essere tra loro diverse, ma nel mondo del diritto è normale che vi siano delle teorie, perché solo la verità divina è una verità rivelata, tra l'altro rivelata, ma quelle umane sono verità, come diciamo noi, i giudizi di verità processuali, dice, ma non è mica venuto fuori nel processo quello che io so, non importa, si chiama verità processuale, non è detto che sia quella reale, è la verità secondo le regole che il processo ha consentito di produrre, niente di più. Quindi nel mondo della politica non ci sono verità o dogmi dai quali non ci si può discostare. Chi dice queste cose qua è già pericoloso. Siamo sulla via degli stati dittatoriali, degli stati assoluti, degli stati di polizia, chiamateli come volete, degli stati comunque dove la libertà non è al primo posto. Allora scendiamo nei dettagli un attimo. Dico è illegittimo, perché l'articolo 5 della Costituzione. Esaminiamolo sull'articolo 5 un attimo, che poi non è l'unico, partiamo da questo. Non abbiamo paura di affrontare gli ostacoli. L'articolo 5 dice Italia non indivisibile. Bene, che cos'è l'articolo 5? Intanto è una norma che si caratterizza per la sua rigidità. È una di quelle che considerano intoccabili, un dogma, pensate, questo lo dicono tutti, no? Ogni volta che parlano di modifiche della Costituzione, esclusa la prima parte, ma va. Quindi per l'eternità noi avremo la prima parte della Costituzione che vale anche fra 1000 anni. Guai a toccarla. Voi pensate che l'articolo 5 esista per 1000 anni? Esagero ovviamente, ma non esiste neanche per 1000 giorni. È perché la storia, vedete, la storia, quella che Piero viene chiamato dalla rivoluzione francese alla rivoluzione del muro di Berlino, che la chiama, a quello che sta accadendo adesso, non è un canovaccio scritto da un artista, da un sapiente, da un saggio che noi siamo chiamati a interpretare. La vita non è una recita, guai se lo fosse. La vita è quello che noi riusciamo ad esprimere elaborando con la testa, vivendo la realtà, rapportandoci con gli altri nel rispetto delle regole che tutti insieme ci siamo dati. Guai se quelle regole dovessero venire da chi ci ha preceduto, che magari hanno fatto le buone cose, ma non deve essere eterno, o da qualcuno che si intende superiore. E ce ne sono nel mondo che si ritengono superiori. Allora, se è così, l'articolo 5, vedete, è già su una brutta strada, perché è considerata norma tipicamente giacobina, rigida, pericolosa per chi l'ha scritta, pericolosa per chi dice che è rigida. Mi viene in mente quel motto, mi pare sia della Guardia di Finanza, motto latino dice nec recidere recedit, quello che non si piega si spezza. La rigidità è pericolosa, lo dice la natura che è pericolosa. E lo vediamo. Due esempi facilissimi, e questo non è un convegno di giuristi dove potremo allargarci e più sofisticare le lavorazioni. Due cose elementari, per dimostrarvi che quello che vi ho detto ha anche avuto un'esperienza concreta della storia, nella nostra storia, quantomeno nella storia italiana, prima che noi vi aderissimo. Nel 1848 Carlo Alberto, quando presentò lo statuto, il suo statuto che prese il suo nome da lui, appunto, statuto albertino, disse in un tripudio di osanna e di applausi: questa è una legge perpetua e irrevocabile, con una condivisione con Rambocolo, tutti quanti applaudire, re, abbiamo finalmente una legge fondamentale di ispirazione liberale, perpetua e irrevocabile. Non sono parole che uso io adesso, le ha usate il re, sono nelle carte firmate in carta dorata, pergamenata, perché la storia potesse attestare questo per sempre. Perpetua, irrevocabile, lo ripeto per la terza volta. Oggi abbiamo lo statuto albertino? No. Non ho sentito? No. Quindi il re, che come lo qualifichereste voi? Buffone. Ecco, può andare. Voglio dire, quantomeno uno che ha detto una sciocchezza, ha detto una cosa che la storia ha smentito.
essere così. Questo è il passato un po' più indietro. Quello più recente, vogliamo andare recente, a Costituzione vigente, quindi ad articolo 5 della Costituzione italiana, operante come lo invocano oggi. Che cosa dice l'articolo 5? Italia è una indivisibile. E che cosa è accaduto nel 1975? Ma ce ne sono persone giovani, ma credo che pochi siano oltre i 75, poi alcune. La maggioranza siete di età nati prima del 1975. Nel 1975 in una città che si chiama Osimo è stato sottoscritto un trattato che prende il nome appunto della città, il trattato di Osimo, col quale si è fatta una scelta che ha grande rilevanza con la corretta valutazione del contenuto dell'articolo 5. A Osimo l'Italia ha rinunciato a una parte alla sovranità sul territorio e sulla popolazione della zona B di Trieste. E non era una e indivisibile l'Italia in quel momento. Qual era la giustificazione se non di natura politica? Dov'è l'assunto giuridico che si è difeso là? Non si è spezzato. Vuol dire che l'articolo 5 è già stato patentemente violato per ragioni esclusivamente di interesse politico. Politico! L'indipendenza di cui parliamo voi, no. Non è solo di interesse politico, è di interesse giuridico e sovracostituzionale. Quindi è tutelata in misura grandemente maggiore rispetto a quanto potrebbe essere un mero interesse politico. Io ho fatto due soli esempi, perché questa è una sala civica dove non serve andare nei dettagli, ma potremmo ampliarli o potrei segnalarvi degli scritti cui riferirvi. O per esempio, per l'approfondimento della cronaca, andare a vedere la discussione parlamentare che c'è stata nel 1975 in occasione della discussione sul Trattato di Osimo, e troverete tutti questi discorsi qua. Molti parlamentari si preoccupavano della violazione dell'articolo 5, eppure fu violato per un interesse squisitamente politico, in patente vergognosa violazione dell'articolo 5. Allora voi capite che questo argomento è un argomento povero, è un argomento inconsistente, smentito dalla storia prima della Costituzione del 48, smentito dalla storia dopo la Costituzione del 48. Direi quel poeta, e qui vi lasciamo e più non ne narro, questo direbbe Dante, che mi piace tantissimo, lascialo perdere, come dire. Lasciatelo perdere questo argomento qua, non ne hanno. La storia è una cosa importante. La nostra storia, quella a cui ha accennato Piero per ragioni di brevità, è una storia gloriosa, mitica, che non ci hanno fatto conoscere. Già quella di per sé da sola sarebbe sufficiente per esercitare il diritto di autodeterminazione. Anche in questo aspetto. Perché? La prova ce l'avete ancora un'ennesima volta nel passaggio storico, nel 1866, che non è un'epoca di là da venire. Mio bisnonno, Giacomo Morosin, andò a votare il 22 aprile 1866, mio bisnonno, non 10 generazioni indietro. E perché andò a votare nel 1866? E su cosa andò a votare? Il perché è presto detto. Perché fu imposto da quella che era la diplomazia mondiale di allora, non c'era l'ONU nel 1866, c'erano però gli stati più importanti al mondo che dettavano le regole che disciplinavano i loro rapporti, i rapporti diplomatici. C'era comunque la diplomazia, come? Quella di Venezia è poi la diplomazia ammirata in tutto il mondo, basta leggersi il libro Il leone e l'aquila. Il leone è quello della Serenissima e l'aquila è il simbolo degli Stati Uniti d'America, il neonato stato fatto dalle 13 colonie che si sono proclamate indipendenti, per capire l'importanza della diplomazia d'allora e in particolare della diplomazia veneziana. Pensate, in questo libro ci sono le corrispondenze diplomatiche dell'ambasciatore della Serenissima a Parigi, che si chiamava Dolfin, e il Senato della Repubblica,
dove Dolfin diceva: ogni giorno vengo sollecitato dall'ambasciatore della neonata realtà degli Stati Uniti d'America affinché codesto serenissimo collegio, Senato, provveda a pronunciarsi in ordine alla domanda di riconoscimento. Gli Stati Uniti d'America hanno implorato per anni il riconoscimento da parte della Repubblica Serenissima. Pensate cos'è la rilevanza della storia. Ebbene, tutto questo per dire che la diplomazia di allora, del 1866, quindi un po' di anni dopo, impose Francia e Austria imposero ai Savoia, con i quali avevano fatto l'accordo che si poteva eventualmente cedere il Veneto, se prima però dovete domandare. E a chi si domanda? Si domanda non a uno che non conta niente, si domanda a un soggetto che ha una realtà, che ha una sua soggettività giuridica, un titolo, una identità che la storia le ha dato, e quella è l'identità del popolo. Infatti la domanda è: volete voi popolo delle Venezie? E badate, anche il quesito non era popolo veneto, non perché non esistesse, popolo delle Venezie perché non era solo del territorio veneto, ma era di un'ampia realtà che andava fino alla Dalmazia, andava fino alle isole del Mare Egeo, andava fino a Brescia e Bergamo, andava in un contesto fino a Trento, in un contesto molto ampio. Quindi era: volete voi popolo delle Venezie aderire al Regno Sabaudo? A me non interessa che quello, come ha detto bene Montanelli, fosse un referendum truffa, un plebiscito truffa, non ha nessuna importanza. Era chiaramente, è stato un plebiscito. Quello che è importante è il passaggio in forza del quale quella consultazione fu indetta, fu imposta. Questo è il punto. Allora io vi chiedo una cosa banale: l'Italia è nata nel 1861, quando è nata non c'era il Veneto. Il Veneto si è aggregato, io uso sempre questo verbo, si è aggregato all'Italia in forza di questa consultazione 5 anni dopo, nel 1866. Se all'epoca, 1866, che non c'era la Carta dell'ONU, che nessuno avrebbe detto qualcosa se non fosse stata la diplomazia internazionale ad imporlo, perché oggi non possiamo esercitare lo stesso diritto ad autodeterminarci, visto che quel diritto è anche regolato dalla Carta delle Nazioni Unite? Se l'hanno fatto nel 1866 guardando solo alla storia. Oggi, oltre alla storia, abbiamo anche il diritto internazionale. Io dico sempre: se fossi in una causa, dovessi perorarla, mi rifiuterei di invocare il diritto internazionale, perché è così sovrabbondante, ampia, potente, forte, eccessiva quasi la argomentazione dei fatti storici, che di per sé sono più che sufficienti. Ma allora, siccome dobbiamo competere con dei legulei che ovviamente ci oppongono norme, eccezioni, sull'articolo 5 vi ho già detto. Che cosa c'è ancora? C'è l'articolo 10 della Costituzione italiana, il quale, come ormai sanno tutti, perché ormai l'hanno imparato tutti, dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si conforma, le fa proprie, non si conforma se, si conforma nella misura in cui, si conforma in tanto in quanto o altre amenità del genere, si conforma, punto. E se si conforma deve rispettarlo. C'è un'alternativa, è secca, che l'Italia esca dall'ONU, cioè può farlo, non è mica vietato, è una delle opportunità. Non si è legati alla realtà ONU, all'albero dell'ONU, si è legati, si può uscire. È un trattato di adesione, ci sono diversi stati al mondo che non aderiscono all'ONU, quindi lo può fare. Ma finché l'Italia, come dice a parole, vuole rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e il diritto all'autodeterminazione, che è il tema sul quale io ho scritto anche il libro, approfondendo in maniera adeguata il tema,
il diritto all'autodeterminazione è un diritto naturale non negoziabile e non disponibile, che l'UNESCO ha affiancato al diritto alla vita e alla libertà. Pensate, lo ha collocato a quel vertice. E comunque il diritto all'autodeterminazione non c'è nella Costituzione italiana una norma che dica, che lo citi, né per negarne l'esistenza né per regolarne l'esercizio. Non la cita e basta. E allora quando vi dicono che è illegittimo, citando l'articolo 5, penso l'abbiamo già sistemato, ma citando anche altre questioni, dicono una cosa che non ha alcun fondamento di natura costituzionale e di natura internazionale. Perché la Costituzione italiana, quando l'hanno scritta, hanno scritto l'articolo 50 con 2 commi. Non so se avete la Costituzione qua. Oggi l'articolo 50 ha un solo comma, quello che riguarda le petizioni popolari. Tutti i cittadini possono rivolgere le petizioni alla Camera e al Senato, norma che potevano anche non scrivere perché tanto le cestinano, non gli danno nessuna importanza, more solito, come nello stile italiano. Però c'è sta norma ed è l'unico comma nell'articolo 50. Ce n'era un secondo che regolava il diritto di resistenza, ovvero di autodeterminazione. L'avevano anche scritto e poi l'hanno tolto. L'hanno tolto perché la sapienza dei giuristi che hanno scritto il testo, tra questi il grandissimo Costantino Mortati, uno dei più grandi costituzionalisti che si ricordi del secolo scorso, ebbe a intervenire e disse: io non sono contrario all'inserimento nella Costituzione del diritto di autodeterminazione e di resistenza, ma devo riconoscere che questo è un diritto sovracostituzionale, è un diritto che vale di per sé, e quindi una cosa che vale di per sé, di sua evidenza, meglio si può dire così, mi piace, non ha bisogno di essere affermato. Talvolta si rischia, affermando un diritto, di sminuirne il suo valore. È così assoluto che nel momento in cui lo si pronuncia si rischia di diminuirne l'importanza. Stavo pensando alla definizione che nella Bibbia Dio dà di se stesso: io sono quello che era. Usa un'espressione, usa un'espressione per dire guai a cercare di dargli un nome, non ho neanche un nome, i diritti fondamentali sono così. E allora quando scrissero l'articolo 50, secondo comma, tolsero questa norma perché è una norma sovranazionale. E allora, dando una conclusione al ragionamento, se questo diritto di autodeterminazione non è previsto nella Costituzione né per negarne l'esistenza, come per esempio potrebbe essere la schiavitù, è vietata la schiavitù, né per regolarne l'esercizio, dire è previsto il diritto di autodeterminazione che si regola in questo modo, è ignorato, perché è un diritto sovracostituzionale. E allora di un diritto sovracostituzionale, o come diceva Calamandrei, supercostituzionale, a me non piace molto perché l'ho detto più volte, mi pare un'espressione impropria, spuria, poco coerente, poco tecnica, però Calamandrei lo disse così: è un diritto supercostituzionale. A me piace di più dire che è sovracostituzionale o addirittura prepolitico, così lo facciamo diventare anche un qualcosa di più ampio. Fatto sta che nella Costituzione non c'è, perché sta sopra. E allora chiedo a voi, nella semplicità del ragionamento che sto concludendo, come si può dire che è illegittimo esercitare un diritto che è sovracostituzionale, volendolo parametrare nel giudizio su una carta che non lo regola, né per negarne l'esistenza, ripeto, né per disciplinarne l'utilizzo? È chiaro che è sbagliato. Qui non c'è nessuna corte costituzionale che abbia voce in questa materia. Ecco perché vi annuncio l'aspetto politico importante, poi lascio spazio alle vostre domande. Nella petizione che è fuori, che avete firmato, non so se c'era una copia qua, non so chi di voi l'ha firmata,